Stampa di Berlusconi e il tracollo alle elezioni regionali in Sicilia, ora il partito si interroga sul suo futuro. Il Popolo della Libertà è diviso dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul governo Monti e dal Veneto arriva un segnale forte per i vertici del partito a Roma. Primarie locali per scegliersi i propri candidati a Camera e Senato per la prossima legislatura. Se Marino Zorzato, vicepresidente della Regione, sostiene con forza la necessità di ricambio, qualità e consenso sui nomi futuri, il capogruppo a Palazzo Ferrofini, Dario Bond, spiega così la novità, avendo al fianco i rappresentanti della Giovane Italia. Primarie non solo per il Premier, che sono tutta una partita nazionale e voglio vedere come verrà gestita, ma sono una partita locale del Veneto. Scegliamoci i nostri candidati, portiamoci lì avanti, sposiamoli e diamo una sorta di emozione e di entusiasmo all'elettorato, che attenzione, non vota Grillo il nostro elettorato, sta a casa. La data quando la potreste collocare? Secondo me verso la fine di gennaio. Venezia capofila tra le grandi città in fatto di qualità ambientale, a dirlo